L'impatto è laterale, ma l'auto si ribalta più volte, mica una volta. L'auto che prende velocità e carambola, ecco che cosa potrebbe accadere in caso di un incidente stradale. La simulazione è realizzata grazie al simulatore di ribaltamento, una delle esperienze che è stato possibile fare nella 2 giorni dedicata alla sicurezza stradale in Villa Margherita. Per i grandi ma anche per i più piccoli è stato possibile pilotare una motocicletta, guidare un'auto da rally a grande velocità, realizzare che cosa significa fare un incidente, un'esperienza che ha coinvolto molti bambini. Una cosa spettacolare, cioè Sono molto importanti per la sensibilizzazione già da piccoli del muoversi per la città, per le strade in maniera consapevole e anche attenta a quelli che sono i pericoli potenziali. Siamo convinte con le mamme che possano servire queste iniziative per la sicurezza dei bambini, perché imparino ad andare in strada in sicurezza. Famiglie e studenti, un'opportunità unica, un'iniziativa fortemente voluta da ACI e Villa Margherita Inclusiva, progetto dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, che ha messo insieme diversi attori con l'intenzione di aumentare la consapevolezza dell'importanza di viaggiare sicuri per se stessi e per gli altri. Il messaggio importante è il rispetto della persona, di se stessi e della persona quando si esce da casa, indipendentemente che tu sia un pedone, un ciclista, un motociclista, un automobilista. È inutile di parlare di strade sicure se poi ognuno si fa le regole che vuole il mattino quando esce di casa. Questa è la storia, tutti quanti dobbiamo fare un passo in più, la famosa goccia sul mare. È una cosa importantissima quello che stanno facendo, perché manca educazione, manca rispetto sulla strada, ma non solo con le macchine, ma anche con le biciclette, anche i pedoni a volte, sempre con le cuffiette, sempre col telefonino, e il problema grande sulle strade è che siamo troppo disattenti tutti a questa iniziativa che secondo me è validissima. I ragazzi sono il primo pensiero, naturalmente però anche coloro che vanno in strada anche da più tempo devono capire che condurre un'auto non è una passeggiata e quindi c'è anche bisogno di fare delle esperienze di un certo tipo. Circuiti per bici e minicar, stand delle forze dell'ordine, tra le esperienze offerte anche un test che monitorava i tempi di reazione del campo visivo. È finita, hai visto che ce l'hai fatta? Oh.